Era di là, sotto. 9 kg di marijuana perfettamente nascosti sottoterra, suddivisi in 180 sacchettini. Sono stati trovati venerdì nel tardo pomeriggio al Parco Albanese a Mestre dagli agenti della Polizia Locale di Venezia, in collaborazione con i lagunari impegnati nell'operazione Strade Sicure e soprattutto con l'ausilio dell'unità cinofila Cuma. Questo era un deposito vero e proprio. L'abbiamo trovato nell'area del parco, quella incolta in via Rielta, qui nella zona vicino all'area cani. Evidentemente gli spacciatori hanno ritenuto che nascondere queste sostanze vicino dove ci sono gli umori degli animali potesse confondere le nostre attività antidroga, ma abbiamo visto che questo così non è stato. Cuma è stata più brava di loro ancora una volta. Credo che sia un bell'esempio della collaborazione e del supporto che attualmente l'Esercito sta fornendo alle forze di polizia. La marijuana, che avrebbe fruttato sul mercato un guadagno di 90.000 euro, è molto più potente di quella degli anni 70 e ciò che preoccupa maggiormente è che a farne uso siano soprattutto i giovanissimi. La valenza è doppia perché oltre al rilevante quantitativo di sostanza stupefacente a danno economico alla rete di spaccio abbiamo sicuramente impedito che per un po' qualche minore vada a comprare questo tipo di sostanza stupefacente che, come tutte le sostanze, fa malissimo. Purtroppo al Parco della Bissuola i minori che vanno ad acquistare gli stupefacenti sono tutt'altro che episodi sporadici. È un problema, ci stiamo lavorando. Vogliamo dire ai ragazzi, ai giovani, non dovete utilizzare sta roba qua per divertirvi, per ballare, per fare l'amore, cioè fatelo con le vostre energie. E lo dico agli altri. Se vai con gente così, che usa sta roba per stare in piedi, poi cosa ti resta?